Ciao, Ciao. siamo Antonella e Serena, due ragazze che sono partite per un viaggio di piacere nella Norvegia del Nord il 3 marzo con ritorno il 14. In questo periodo di tempo abbiamo avuto dei problemini, siamo state messe in quarantena forzata in un albergo in cui alloggiavamo. I ragazzi dell'albergo erano in contatto con il dottore della zona che ci ha costretto a questa quarantena fino al 17 marzo, in cui dovevamo far fronte a tutte le spese dell'alloggio, delle spese varie, quindi anche degli alimenti. Dovevamo fare anche un tampone per il coronavirus, ma questa cosa non c'è mai stata fatta, quindi non sappiamo della nostra positività o negatività al virus. Da questo momento in poi abbiamo iniziato a cercare tutti i contatti possibili e immaginabili, quindi in primis ci siamo messi in contatto sia telefonicamente che per via email tramite la Farnesina, ma con la Farnesina non ci è mai stata data una risposta, e anche con l'ambasciata italiana di Oslo ci eravamo messi in contatto e il tipo dell'ambasciata ci ha risposto che potevamo pure scappare via, oppure come seconda opzione ci aveva detto di prendere il primo volo possibile, ma che non poteva fare altro, quindi mano zero, ci siamo dovuti arrangiare noi da questo momento in poi. Ad un certo punto ci hanno liberato, ci hanno dato un certificato che finiva la nostra quarantena, da quel momento potevamo andarcene. Quindi abbiamo iniziato a cercare voli su voli, a ripristinare il volo del ritorno del 14 che non era più disponibile, e alla fine l'abbiamo trovato per il 17. E anche lì una tratta c'era stata cancellata e quindi abbiamo dovuto pagarcela di tasca nostra, un volo interno, un casino allucinante. Alla fine adesso siamo a Monaco, perché siamo riusciti a prendere il volo per Oslo. Siamo qui, ci troviamo in aeroporto a Monaco, con la speranza ovviamente di tornare a casa questa sera e che non ce l'annullino all'ultimo momento. E niente, siamo un po' stanche perché fin dall'inizio è stata un po' un'agonia questo viaggio tanto voluto, però così è. Va bene, ci aggiorneremo. Grazie mille. Oh, e là là, eccolo, eccolo qua, aspetta, là. Siamo arrivate e adesso siamo fuori dall'entrata dell'aeroporto perché stanno facendo i controlli, quindi sarà la volta. adesso ci metteranno in quarantena. Sì, sì.